Buongiorno a tutti ragazzi, ancora il caldo darà prova di sé da questo lunedì e fino a mercoledì ragazzi, quindi ci aspettano altri 3 giorni purtroppo con questa fase di caldo africano che già è mercoledì 28 agosto, poi si va man mano scendendo, quindi da giovedì 29 ragazzi invece ecco la possibile svolta. Arriverà diciamo un altro, no, un vortice di bassa pressione in quota che potrebbe sortire i medesimi effetti del precedente che è avvenuto diciamo pochi giorni fa a nord in effetti, quindi non qui al sud. Quindi diciamo che ci saranno dei temporali a partire dal nord Italia, solo sui diciamo i rilievi alpini, Alpi, Prealpi e Valpadana. Questo è per giovedì, ragazzi. Invece per venerdì finalmente il centro e parte del sud saranno caratterizzate da forte maltempo. Finalmente era quasi ora, ragazzi, che pure da noi arrivasse qualche cosa. Quindi diciamo che da giovedì un pochino il nord, poi venerdì centro e parte del sud. Quindi diciamo che il maltempo sarà già Campania, Puglia, un po' su Roma, ma giusto un po' la Puglia, la Calabria e la Sicilia, però solo il lato del settentrionale della Sicilia, quindi non tutta. Diciamo che, vedi Danny, tutto bene, eh? Qua dicono che incomincia a piovere giovedì e venerdì e sabato, quindi facciamo la danza della pioggia, perché davvero non se ne può. E allora stai a posto. Allora stai a posto, Danny. Venerdì Salerno, Napoli, ho visto già c'è sta proprio cosa giallo, blu, quindi freddo e pioggia, quindi già è positivo fatto. Speriamo che questi non dicono una cosa così, mamma mia bella. Ho visto anche su quello là online, diciamo, che ho comprato e fa vedere che ci sta il fronte blu, che è quello là freddo, e diciamo il fronte giallo che sarebbe la pioggia. Speriamo che queste sono capaci di cambiare il tempo. No, no, ma sai che cosa mi preoccupa, Lenny, la verità? È che questi riescono a manipolare il clima, capisci? Questi qua sono capaci di far fermare, a volte, vedi le previsioni, no? A volte questi dicono, vedi, qua piove, qua piove, qua piove, e poi non va niente. Allora dico io, ma fa che questi riescono pure a fermare oppure a cambiare? A volte mi preoccupa. Perché non può essere che quando capita io vado a vedere tutti i metri, controllo tutto cosa, in America, in tutto. Poi arriva il giorno che deve piovere, Lenny, e non va niente. Allora due si cose, o tutti i metri fanno sbagliati, quindi, e non voglio credere che al finale, in tanti anni che lo fanno, è possibile che tutti quanti sbagliano. O ci sta la mano di qualcuno che cambia un po' la previsione, capisci? Allora certe volte uno dice ARP, tutte queste tecnologie nuove, può darsi che loro riescono a cambiare la rotta del maltempo, che ne so. A volte mi viene questo pensiero, poi non è che io è facile che penso una cosa così. Dico, ma come? Come l'altro ieri aspettavo la pioggia, pioggia in Campania, pioggia in Campania. Quindi ha fatto una goccia d'acqua. Volevo scrivere mail a chi ti dice, uè, ma voglio capire una cosa, ma un meteorologo come lo fai tu? Cioè, boh, non lo so, ma a volte mi preoccupa, Danny, da buon persona del sud, non lo so. Comunque dicono che giovedì sarà colpito il nord, però solo la parte delle Alpi e delle Prealpi, quindi una cosa a livello proprio nord-nord-nord. E poi giovedì, venerdì, sabato e domenica centro-sud, che sarebbe un po' del Lazio, quindi basso Lazio, quindi un po' Roma forse,
e poi tutto il sud. Un po' la Sicilia solo il lato settentrionale, e quindi diciamo Campania, Puglia, Calabria, sì, Molise. Diciamo il centro-sud dovrebbe essere caratterizzato da maltempo. Marò, speriamo bene, che sinceramente non se ne può più. Qua ti svegli, vai allora, vai a dormire sudato e ti svegli sudato, non è che cambi qualche cosa qua oramai. Oramai tu esci dalla doccia che già è sudato, quindi è inutile che te la fai proprio. Beh, non lo so, io spero che questo clima cambi perché sinceramente l'estate sarà bella per chi, secondo me, Danny, chi ha i soldi, se ne va fuori dall'Italia, va, che ne so, Seychelles, queste isole particolari dove lì fa caldo, ragazzi, però ci sono stato pure io, però è un caldo che non è come questo qua che sta in Italia, è un caldo secco, là stanno a 30 gradi, tranquilli, non si suda niente, fa caldo ma non sudi. Qua invece mannaggia la miseria, che qua a casa muore. Per non parlare del nord Italia, ragazzi, il nord Italia, sono stato a Torino, Milano, quando fa caldo là è Africa, altro che Africa, certe volte come si prendono in giro a noi che qui stiamo in Africa. E prova ad andare ad agosto a Torino, va a Torino centro o Milano centro, ad agosto, si muore. L'Africa sta ventilata rispetto a loro. Quindi che vogliamo dire? Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata, incominciamo bene, questa è una bella notizia per parte mia, poi qualcuno dice Giuseppe non dare belle notizie, questa è una bella notizia, giovedì dice che cambia a sud, centro-sud, arriviamo a tempo, quindi questa è una bella notizia ragazzi. Invece quella del nord ragazzi, voi poco fa avete preso la pioggia, un po' pure a noi. Ultimamente tutti quanti, io facevo la diretta, Giuseppe qua sta piovendo, Giuseppe qua sta piovendo, Alessandro, e io zitto che potevo fare? E vabbè, e mo che comincia a piovere e a nord farà caldo, la diretta la faccio proprio per schiattiglia. E così quando Alessandro e tutti quanti gli altri scrivono, Giuseppe sta piovendo, dico io cosa sta bene. Mi dispiace per voi che state al caldo. E questo me lo devo togliere, questo sfizio, Danny. Quando ci va. Vabbè ragazzi, ci sentiamo più tardi, sempre qualche altro video faccio. Quindi è iniziata la giornata in partenza. Come faccio tanto caffè, tanto già due me li sono presi, no? Non c'è due senza tre. Così sto più, diciamo, schizzato più o meno. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo. Ciao Danny, ciao a tutti ragazzi.